Fino al 6 ottobre a Casa Cannas ad Ulassai, il Borgo Museo nel cuore dell'Ogliastra, la Biennale d'arte dedicata alla grande sarda Maria Lai, alla ricerca delle radici del suo straordinario percorso di vita dedicato interamente alla creazione di un progetto artistico apprezzato a livello internazionale. L'iniziativa è promossa dal Comune di Ulassai e dalla Stazione dell'Arte all'interno del progetto Borghi ed è stato finanziato dall'Unione Europea. La Biennale è articolata in un percorso multimediale che si snoda attraverso i linguaggi della pittura, della fotografia, della videoarte, dell'installazione, della scultura, attraverso il programma Next Generation del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Casa Cannas si candida ad essere una struttura importantissima e a diventare un polo di riferimento per l'arte contemporanea, in stretto legame con la Stazione dell'Arte che custodisce invece le radici del territorio. Sono 23 le opere esposte come migliore espressione del panorama artistico della Sardegna. Gli artisti più giovani, come effettivamente poi anche i curatori più giovani, una nuova generazione percepisce il passato come se fosse una sorta di montagna e ancora oggi c'è nel contemporaneo bisogno e necessità di dialogare con quel passato. Non si può parlare di artisti contemporanei, di artisti giovani, se non sia chiaro quello che è successo prima, se non sia chiaro dove loro hanno guardato prima di creare. Probabilmente molti di loro, degli artisti, dei 25 artisti che partecipano alla Biennale di Ulassai, non hanno un legame reale né con le opere né con la persona, ma hanno percepito nel momento in cui sono stati invitati a guardare, perché poi nel selezionare degli artisti per una Biennale c'è anche chi gli si sta dicendo adesso guarda qua e poi lavora. Quindi sono stati invitati effettivamente dalla comunità di Ulassai a guardare le opere di Maria. Non tutti hanno realizzato opere su questi pensieri, ma tutti si sono ritrovati in questo legame, nel fatto di potersi avvicinare a una maestra, perché questo poi è oggi effettivamente, da cui possono imparare, ma senza sentirsi schiacciati dalla presenza di questa maestra. Perché come i genitori che a volte sono ingombranti, anche i maestri a volte sono ingombranti, ed è importante ritrovare un percorso fianco a fianco. Credo che la Biennale abbia fatto questo, abbia permesso a questi 25 artisti di fare un pezzo di cammino, un pezzo di strada, affiancati a una grande maestra, a prescindere dalla sua presenza fisica, perché è presenza soprattutto in questo luogo lei. Il paese di Ulassai, seguendo quello che è poi effettivamente anche l'insegnamento di Maria Lai nel realizzare la prima opera d'arte relazionale al mondo, è letteralmente un tessere. Nella tessitura, così come le persone, c'è una trama e c'è un ordito. La trama e l'ordito nel momento in cui si legano, che è quello che poi lei ha fatto legando col nastro azzurro le case e le persone del paese, compongono una forma che banalmente è una croce. Incrociare i destini è stato quello che lei ha fatto quasi forzatamente per certi versi, in legarsi alla montagna. Nell'incrociarsi c'è l'unirsi e c'è la creazione. Perché quando due persone si incontrano c'è la creazione, che sia di un dialogo, che sia una nascita, che sia un amore, che sia un bisticcio, può essere qualunque cosa, ma l'incontro e l'incrocio implica il dialogo, la connessione e quindi la creazione di qualcosa di nuovo. Maria Lai in questo senso potrebbe essere l'espressione di 1 più 1 fa 3, non 2, perché 2 si uniscono. E poi c'è il resto che le due persone unendosi creano, che fa altro. E quindi lei questo effettivamente lo ripercorre costantemente nelle opere, molto nelle opere pubbliche, ma partendo dal punto che è la relazione ciò che conta. Rimettere in relazione gli abitanti del paese con un contemporaneo di oggi, con situazioni completamente diverse, immagini completamente diverse, colori diversi, percezioni diverse, è un ricominciare a dialogare anche con lei
E quindi se è vero che è stata maestra, se è vero che ha intessuto e tessuto rapporti, oggi così loro stanno mostrando, Ulassey sta mostrando la vera trama di Maria, il vero arazzo realizzato, la vera geografia, perché è così che si è unito. E Ulassey e Maria Lai hanno creato la Biennale con gli artisti contemporanei di oggi. Questa prima Biennale d'arte contemporanea è un po' una continuazione di una storia iniziata oltre 40 anni fa, che si è sviluppata grazie all'artista Maria Lai, che ha permesso la realizzazione della Fondazione Stazione dell'Arte e che grazie a questa Fondazione Stazione dell'Arte che ha fatto sempre più conoscere l'artista, ci ha permesso di essere vincitori di questo progetto Borghi della linea A, che ci hanno dato un finanziamento di 20 milioni. In questo momento Ulassey è un po' una situazione di svolta e di un possibile ulteriore rilancio. Grazie a queste somme noi oggi abbiamo 2 musei, unico paese dopo Nuoro forse, nessuno ha 2 musei come Nuoro, sono state ristrutturate grazie a queste risorse, ma soprattutto sono state programmate una serie di manifestazioni culturali per i prossimi 30 mesi. Cosa significa quindi questa prima Biennale Maria Lai? Senza dubbio un doveroso riconoscimento all'artista, però il fatto di aver aperto a giovani artisti va nella continuazione del messaggio dell'artista, cioè è finita una storia, ne parte un'altra, dove il compito della Stazione dell'Arte sarà quella di essere, diciamo, non dico creatore perché è una parola eccessiva, ma sempre a dubbio quello di aprirsi a tutti questi giovani artisti per farli conoscere maggiormente. Un paese incubatore d'arte e di cultura, forse è proprio questo, abbarbicato sulla cima, anzi ai piedi dei tacchi, no? Ai piedi di queste grandi montagne che hanno così tanto ispirato, questi fili che hanno unito le diversità, ma mantenendo ciascuno l'individualità e la propria identità. Il progetto che ha vinto ha un titolo molto bello, Ulassey dove la natura incontra l'arte, quello che appunto ha detto lei, cioè ad Ulassey in questo momento si fondono l'ambiente e la cultura. Senza dubbio aver organizzato contemporaneamente 2 eventi così può essere stato anche molto impegnativo, però forse non è stato neanche un errore far capire che sono i due temi su cui questo paese può svilupparsi ulteriormente e avere un ruolo sempre maggiore. La prima Biennale d'arte contemporanea a Ulassey ha un senso perché se pensiamo a quando nel 1981 è stato pensato Legarsi alla montagna, nel manifesto di Legarsi alla montagna c'è scritto interventi annuali e Maria Lai pensava a questo rinnovarsi dell'arte in una comunità come la nostra, che aveva bisogno di legami, di relazioni e soprattutto aveva bisogno di rapportarsi al territorio con un'identità diversa. E quindi questi interventi dovevano nascere per in qualche modo sviluppare una dimensione che andasse oltre la narrativa, che potesse in qualche modo sfidare, no? il futuro. E quindi insomma, la Biennale è naturale perché oggi ci sentiamo di essere pronti a costruire su quel pensiero che l'artista ci ha lasciato, ci ha dato in eredità. Quindi lei ha pensato alla Stazione dell'Arte come il luogo dove si potessero, diciamo così, preservare, tutelare le sue opere, però ha detto facciamo una stazione dell'arte, quindi un luogo che possa aprire al contemporaneo, alle inquietudini del contemporaneo e quindi insomma questi 25 artisti che in apparenza sono tutti diversi tra di loro, vengono
cioè lavorano in contesti diversi, vengono comunque tutti da un territorio come quello dell'isola, no? E quindi sono tutti accomunati da un qualcosa che però dobbiamo scoprire poco alla volta, dobbiamo capire sotto la superficie che cosa si nasconde, no? In quei legami. No? Chi opera con certi materiali, chi opera nella fotografia, chi opera nella scultura, chi opera nella pittura, però in apparenza è così, ma in realtà di fondo c'è un qualcosa che li accomuna e che accomuna addirittura la nostra comunità, la nostra vertigine, perché la nostra comunità sta sotto i rocciai, quindi queste pareti in qualche modo che generano paura. E quindi hanno permesso da sempre la nascita dei racconti. Quindi ecco, ogni opera è un racconto, ogni opera è una vertigine che l'artista ha bisogno di in qualche modo sfogare, di tirare fuori, di condividere con gli altri. Maria io l'ho conosciuta in occasione del suo 90° compleanno. Una donna piccola, molto umile secondo me, molto umile, una grande donna, nonostante la sua minutezza, una grande donna. Mi è piaciuto molto, io ricordo vagamente legarsi alla montagna. Avevo 3 anni quando c'è stato questo evento, ma ricordo i nastri, questo legame che lei aveva creato, che poi aveva lasciato per mesi e mesi, era rimasto per mesi e mesi nel nostro paese, e ho l'immagine di quest'albero a Barigau con questo nastro che pendeva e che sventolava, che il vento portava da una parte all'altra. Il legame con Maria Lai è cresciuto, secondo me, piano piano, nel tempo. Perché all'inizio magari le cose che lei faceva per il suo paese e per noi non venivano neanche comprese. Poi invece piano piano questo legame si è molto rafforzato e ci ha portato poi alla creazione del museo e alla creazione adesso del 2° museo. Diciamo che la Biennale potrebbe essere un punto di partenza in modo che la comunità di Ulassai e tutti quanti, ma anche i paesi vicini, insomma, perché insomma si deve tutto, chiunque veda che siamo disposti ad andare avanti. Non sarebbe male creare anche dei laboratori, per i più piccoli e in modo da poterli abituare all'arte. Il museo potrebbe essere tante cose, si dice appunto che è un luogo di conservazione, il museo è un luogo di contemplazione. Per me il museo è un luogo di mediazione nel quale appunto l'artista offre tutta la sua dimensione simbolica e iconografica che incontra necessariamente lo sguardo del fruitore. Per quanto riguarda Ulassai, di sicuro è una grande opportunità di crescita sociale, culturale ed economica per tutta la comunità, ma anche per tutta la regione sarda. Da un punto di vista culturale è un'offerta immensa e meravigliosa che mantiene una parte ferma, che è appunto la stazione dell'arte, e il CAMUC, che è un altro elemento invece mobile che può intercettare maggiormente gli intendimenti del sistema arte di un particolare momento storico. Progetto e destino è un titolo impegnativo perché fa riferimento a un libro che è stato molto importante negli anni 60, un libro d'Argan, che esplicitava forse in maniera molto efficace il fatto che l'arte non avesse più riferimenti ambientali in senso naturale ma in senso sociale. Ed è diventato pian piano nel tempo un tema molto dibattuto tra gli artisti, anche Sargan forse l'aveva persino pensato soprattutto rispetto all'architettura. Però poi è diventato un tema importante per ovvi motivi e Maria Lai lo ha, come dire, rovesciato in tanti modi diversi
e quindi pensando di fare una biennale che era anche un omaggio, è un omaggio a Maria Lai, perché diciamo la biennale ha orizzonti contemporanei, ma bene o male a Aulassa e Maria è l'origine. E quindi partendo da un tema che era importante, che lo è stato per lei, abbiamo pensato di andare a vedere come potesse essere declinato nell'arte di oggi con artisti che sono in gran parte giovani, che non hanno spesso conosciuto direttamente Maria Lai e hanno anche lavorato in un contesto completamente diverso. Però il rapporto con il contesto sociale dove si opera per un artista è comunque un tema che il nuovo millennio non ha esaurito, che continua ad agire inevitabilmente. L'arte contemporanea ha comunque un carattere così innovativo e sperimentale che se non ti ci dedichi un po' non è semplicissimo. Però è chiaro che ci si può arrivare e che le strutture che operano sul territorio devono anche lavorare in questo senso. Ma anche questa è un'eredità di Maria Lai. Maria ci teneva moltissimo a coinvolgere le persone, a fare in modo che si capisse quello che si faceva, ed era anche molto consapevole, perché non è che fosse una persona ingenua Maria, che questa è una cosa più difficile di quanto non sembri. Bisogna lavorarci, bisogna, così come l'artista lavora sull'opera, l'operatore culturale lavora sulla divulgazione delle conoscenze, quindi si può fare. Certo, occorre una disponibilità di fondo a guardare, e occorre anche che la prima volta che vedi un po' ti prenda, se no non approfondisci. Però bisogna anche approfondire, nessuno può conoscere tutto quello che si produce, vale per tutto, non è solo un fatto di arte. Chi oggi può dire di avere un'immagine, una conoscenza completa della musica che si produce al mondo? Se ne fa tantissima. Però se vuoi avvicinarti ad un genere musicale ti serve tempo, devi piano piano metabolizzarlo e poi magari scopri che delle cose che a posteriori ti sembrano chiarissimamente distinte all'inizio si confondevano, no? Quando siamo davanti a un genere che non conosciamo, e vale per l'arte, per il cinema, per tutto, per la musica, magari ti lascia un po' interdetto, devi avere voglia di interagire. Certo, l'artista dovrebbe anche cercare di interagire, almeno Maria ci credeva. Non so se gli artisti di oggi ci credano allo stesso modo, probabilmente non ha neanche senso dire gli artisti di oggi. Anche Maria non era un artista di ieri, gli artisti sono loro, non è che puoi fare, a posteriori puoi anche provare a classificarli, ma sono tutti diversi, no, non è detto. Però è un problema sicuramente. Ci vuole allenamento? Ci vuole, assolutamente sì. Chiunque non. Ci vuole tempo, bisogna. La difficoltà, l'arte contemporanea è complessa e spesso chi ne sta lontano non si dà proprio il tempo di rifletterci, di capire, per cui è molto difficile che riesca veramente a seguirla. Bisogna provarci, bisogna avere piano piano poi le cose. Maria Lai però diceva una cosa che io ritengo molto interessante: la gente ha più bisogno di arte di quanto di solito non pensi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano autori che credono in te. Contatta Spheres.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Al Salone del Libro di Torino ha avuto successo questo volume che vado a raccontarvi e vi racconterò con il suo autore. Apprendimento fenomenico, il metodo di studio rivoluzionario per capire e ricordare qualunque materia. Abbiamo conosciuto Giovanni Fenu al Salone del Libro di Torino perché questo libro ha avuto molto successo, ma soprattutto lui negli ultimi anni ha avuto successo perché ha 500.000 di follower che lo seguono. Lo sai perché ti ho contattato oggi? Perché ci avviciniamo a un momento molto importante per tanti ragazzi, che è quello dell'esame, che poi è un discorso che riguarderà loro nel loro futuro all'università. Perché, Giovanni, partiamo da questo, all'università bisogna andare. No, all'università non bisogna andare, all'università si può andare se si ha voglia di andarci e se si ha la passione per quello che si vuole studiare, altrimenti diventa un problema. Siccome di problemi nella vita ne abbiamo già tanti, è bene che i ragazzi non abbiano un altro problema e in questo caso devono scegliere cosa vogliono studiare. Se scelgono cosa studiare, bene, in base alle loro passioni, possono scegliere di andare all'università. Altrimenti potrebbe essere anche meglio di no. Chi sono i tuoi 500.000 follower? C'è un bel ventaglio, si va dai ragazzi delle medie, i genitori dei ragazzi delle medie e delle ragazze delle medie, i ragazzi delle superiori, tantissimi universitari, tantissimi concorsisti. All'inizio erano per lo più studenti e studenti lavoratori, adulti in genere, che sono stati attratti dal messaggio dell'apprendimento fenomenico. Tu sei romano, ma quello che abbiamo scoperto al Salone di Torino è che vivi in Sardegna. Sì, vivo in Sardegna per scelta, sono tornato a vivere in Sardegna perché la Sardegna mi dà la possibilità di fare due cose: dedicarmi a quello che amo senza perdere tempo in altre pressioni, quindi dedicarmi a fare questo lavoro per tutta la giornata, auspicabilmente per tutta la vita, e anche godermi il contatto con la natura, che per me è importantissimo, perché io non sono riuscito a vivere in posti troppo chiusi, troppo cupi, troppo pieni e troppo caotici. Per me è stato sempre una difficoltà. Andiamo alla radice: romano, studi a Roma, figlio di un sardo, carabiniere per lavoro nella capitale, e oggi a Ossi. Come si sta e come si vive ad Ossi? Si vive benissimo, è un piccolissimo paese, io mi sveglio la mattina al lavoro guardando il golfo dell'Asinara e il golfo di Alghero, perché vedo entrambe le parti, e resto lì a lavorare per tutta la giornata godendomi la luce di tutta la giornata, la bellezza per tutta la giornata. Questo per me era importante. Non potrei mai fare un lavoro come questo, scrivere, seguire gli allievi, se io non fossi equilibrato, felice di dove sto, con chi sto. L'amore che provo per il posto dove sto deve trasmettersi alle persone, in amore per quello che faccio, e alle persone in amore per quello che devono fare anche loro, altrimenti non c'è sintonia, non riesco a seguirli bene. Se sono stressato io, se sono agitato io, come posso essere motivante per una persona che deve passare un concorso in polizia, per una persona che ha bisogno di essere tirata fuori dal labirinto dello studente? Come faccio a aiutarla se io non sono in grado di tirarmi fuori da delle situazioni sgradevoli, spiacevoli? Per questo ci vuole tanto equilibrio, e l'equilibrio me lo dà stare in quella casa su una collina da solo,
in un piccolo paese della Sardegna con davanti il mare tutto il giorno, e più vedo luce azzurra davanti a me, meglio è. Specialista nell'apprendimento fenomenico. Poi ancora non mi hai spiegato che cos'è l'apprendimento fenomenico. Ti spiego prima una cosa, poi l'altra. Allora, prima dico che cos'è l'apprendimento fenomenico: è il primo metodo di studio in cui si studia, si impara alla prima lettura senza fare passaggi, che è un vanto per me, lo ammetto, lo dico senza vanagloria, lo dico solo con orgoglio, non è una cosa che ho sviluppato da solo, l'abbiamo creata con 2100 allievi, quindi non è solo mio, è un movimento di rivoluzione del modo di studiare, dell'apprendimento. Questo è. Abbiamo eliminato tutto quello che era disfunzionale nei metodi di studio, preletture, riletture, schemi, sottolineature, mappe, tecniche di memoria e ripetizioni, le abbiamo eliminate. Noi studiamo alla prima lettura, siamo gli unici a farlo, e questo si traduce in una grande velocità di studio, una grandissima accuratezza, vicina al 100%, e in una riduzione dell'ansia impressionante, perché quando sai tutto e studi tutto in tempo non hai più ansia, hai solo quell'ansia che resta dal rapporto col docente, per esempio all'università, o alle incognite di come potrebbe essere un concorso, una selezione, per il resto va via. E questo è importante, perché quando togli l'ansia restano solo risorse cognitive per studiare, per ricordare quello che ti serve ricordare. Questo è il miracolo dell'apprendimento fenomenico, questo è uno dei miracoli. Quando ho deciso, non ho mai deciso. Decidere significa tagliare. Io non è che ho scelto da un giorno all'altro, ho detto adesso mi dedico all'apprendimento fenomenico, anche perché non sapevo che sarebbe nato o come fosse nato. Ho scelto di farlo, di insegnare alle persone a studiare in questo modo quando ho visto che aveva risolto il problema per me. Io sono stato uno studente mediocre a scuola e all'università, è stata un'esperienza orribile la prima laurea. Ho preso una prima laurea in lingue, a metà della prima laurea mi sono completamente bloccato, sono entrato nel labirinto dello studente che ti raccontavo prima, e per uscirne ci è voluto grande impegno e grande, come si dice, grande tigna. Quando ne sono uscito ho capito che potevo aiutare anche qualcun altro, magari qualcun altro aveva le stesse difficoltà, e lì, ed era il 2002, stiamo parlando del 2002, ho iniziato a condividere alcune parti dell'apprendimento fenomenico, che non si chiamava nemmeno così ancora. Siamo alla volata finale, ci devi regalare un consiglio per i ragazzi che si stanno preparando per l'esame di maturità. Abbiamo detto, alla prima lettura dobbiamo essere al top, ma per essere al top alla prima lettura bisogna essere concentrati. Qual è il segreto della concentrazione? E credo che sia tutto lì. Allora, io di consigli ne ho due, sempre per tutti i ragazzi della maturità, che hanno la maturità. Il primo è questo sulla concentrazione. Il segreto per essere concentrati è essere deconcentrati e non pretendere di essere sempre concentrati a studiare, perché non ha senso studiare di seguito per 4 ore, per 5 ore, pensando che questo significhi mantenere alta la concentrazione e quindi studiare bene, perché non ha senso in realtà studiare bene se non per mezz'ore, per 20 minuti a volte per 40 minuti al massimo, e poi staccare per altrettanto tempo, per altrettanti minuti, perché la concentrazione umana va su e giù e ha bisogno di andare su e giù, e ogni volta che ci viene detto di concentrarci per forza, perché altrimenti chissà che succede, devi studiare, devi concentrarti, lì stiamo già sbagliando, stiamo già forzando il cervello. Quando forziamo il cervello lui non apprende, si rifiuta, si stacca e se ne va. Quindi la prima cosa è studiare per brevissime sessioni di studio, impegnarsi solo per poco tempo. Quando si riesce a tenere dentro, si tiene dentro per un po'. Quando non si riesce più a tenere dentro, cioè a prendere le cose dal libro, a fare il trasferimento di conoscenza, prendere le cose dal libro e metterle dentro, bisogna staccare, prendersi un lunghissimo momento di riposo, di allontanamento dal libro e poi ritornare. Questo è uno dei piccolissimi segreti controintuitivi che bisogna sempre usare quando si studia. Pretendere di forzare con metodi
rigidi soprattutto, forzare con ripetizioni rigide, forzare con la scrittura, forzare la concentrazione è sempre sbagliato, è sempre deleterio. E questo è il primo consiglio. E ce n'è un altro. Dopo la maturità, tu hai iniziato a parlare, all'inizio mi hai detto i ragazzi si avvicinano al momento in cui faranno l'università. Quando la faranno, se la faranno, e io ti ho detto che è importante che scelgano quello che amano. Non devono mai credere a chi gli dice che dopo la scuola dovranno fare un percorso di studi per forza che li porterà a lavoro sicuro, a guadagni. No, loro devono scegliere, bisogna sempre scegliere qualcosa che si ama. Se si fa quello che si ama, dove si ama, con chi si ama, io ne sono l'esempio di questo, solo se si fa quello si riesce a portare avanti il percorso di vita e a costruirlo in ottica di apprendimento fenomenico, di sviluppo fenomenico, cioè sviluppo del fenomeno che c'è dentro di noi, altrimenti non ce se la fa. E non bisogna credere a chi dice se non fai questo rimarrai disoccupato, se non fai questo percorso di studi in cui è tanto richiesto nel mondo del lavoro rimarrai disoccupato. Non è mai vero. Solo se fai quello che ami non rimarrai mai disoccupato, magari non guadagnerai tantissimo, ma disoccupato non lo sarai mai. Devi fare quello che ami. Giovanni Feno, specialista in apprendimento fenomenico. Questo è il volume, ve lo faccio vedere. Io ho imparato una cosa: mai regalare un microfono a Giovanni perché se lo mangia. Grazie davvero. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Oggi Marco Danese, un primo torneo, possiamo dire così, con gli atleti 126
provenienti anche dall'Italia. Lei si occupa del settore giovanile, questo è uno sport che anche alle Olimpiadi ha sempre molto appeal. Qui in Sardegna come siamo messi? Ma in Sardegna, a parte che abbiamo più difficoltà del resto della penisola, però siamo messi molto bene. Abbiamo circa 23 ragazzi che fanno attività nel settore giovanile con 6 tecnici, anche se di diverso livello, però abbiamo 6 tecnici, tutti in attività. Facciamo le trasferte nazionali, ne facciamo circa 5 all'anno, con dei buoni risultati, con medaglie, con primi posti, con tante medaglie, sì. Com'è il settore giovanile? Qual è l'ultimo sardo che ha partecipato a qualche evento internazionale o campionati? Com'è organizzata questo tipo di disciplina? Allora, noi abbiamo 2 ragazzi del settore giovanile che fanno parte della nazionale junior di diverse discipline, che noi abbiamo la fossa olimpica, che è una disciplina olimpica, e lo skit. Ecco, abbiamo una ragazza, Maria Teresa Maccioni, che è inserita nella nazionale junior, dove lei ha già partecipato a qualche gara internazionale con buoni risultati. E poi abbiamo un ragazzo dello skit, Antonio Bellu, lo stesso nel settore giovanile, e ne abbiamo altri già pronti a fare accesso alla nazionale junior, sia di skit che di fossa. Questo campo TAV, possiamo chiamarlo così, di tiro a volo, da quanti anni esiste? Questo dovrebbe esistere circa 40 anni, questo sì, è abbastanza datato. Quanti atleti ha visto in questi 40 anni? Sicuramente tantissimi, è una disciplina bella, pulita, non c'è alcol, non c'è droga, sono tutti puliti i ragazzi, quindi diciamo che è una bella opportunità. Non dimentichiamo che poi questi ragazzi possono fare accesso ai corpi dello Stato, dove possono avere un futuro anche per vivere nel settore sportivo. Lei da quando ha iniziato a fare questo sport? Io ho iniziato nel 99 a fare lo sport, poi mi sono appassionato un po' per seguire i ragazzi, quindi nel 2000 ho fatto tutti i corsi per diventare istruttore e poi allenatore, poi ho fatto l'Accademia internazionale di tiro. Sì, sono molto contento, è una passione bella. Ascolti, oltre il fucile che è lo strumento indispensabile, quali sono le altre attrezzature e gli altri componenti per fare questo sport? Diciamo che l'80% del componente importante è la nostra testa. La nostra testa ci fa diventare bravi oppure no. La nostra testa, il nostro cervello è che ci semplifica le cose o ce le rende impossibili. Quindi, a parte l'attrezzatura, che è una cosa che tutti possono avere, mentre invece quello che è dentro la testa non tutti possono avere. Arrivare in Sardegna per un atleta che ha girato tanti campi, tanti tornei, e trovarsi con un clima splendido, con giovani che si approcciano a questo sport. È stata una bellissima esperienza, è la prima volta che vengo in Sardegna io a fare una gara di tiro e anche sinceramente a fare una vacanza. Mi sto trovando benissimo, bellissime persone, bellissima accoglienza. Questa è una gara che mi ha portato a venire qua, il mio sponsor, e allora abbiamo deciso di venire. Ho conosciuto i titolari del tiro, delle bravissime persone, gente che sta lavorando per questo sport, che ne ha veramente bisogno perché sta passando un momento un po' così. Normalmente questa disciplina, questo sport viene sempre alle cronache quando ci sono i grossi eventi europei, mondiali, olimpiadi, poi dopo non è che passa di moda, però non è uno sport per tutti tutto sommato. Ma diciamo che è uno sport un po' declassato come tanti altri sport, ma è uno sport bellissimo, uno sport all'aria aperta, uno sport che ti impara a gestire la mente, è uno sport di alta precisione, quindi è uno sport, non è facile praticarlo, però purtroppo si fa con un'arma e le armi oggi sono viste un po' non di buon occhio, diciamo.
E quindi, ma per me è uno sport bellissimo, anche per i giovani, io lo consiglierei a tutti perché è una cosa fantastica. Colpire un bersaglio a quella velocità è uno sport di alta precisione e quindi devi tirare fuori tutta la forza che hai per poter essere più preciso possibile. E quindi è un bellissimo sport. Chi è come lei un campione? Perché dalla regia mi suggerivano che insomma lei quando entra in campo, possiamo dirlo, oltre ad essere osservato, insomma, è sempre il primo. Questo nasce dalla concentrazione, dalla passione, ma soprattutto cos'è che poi la fa essere sempre pronto quando insomma parte il piattello? Ma è uno sport di alta concentrazione. Io ho cominciato tanti anni fa, sono 34 anni che milito nella categoria eccellenza, e ho fatto parte della nazionale ed è uno sport, l'ingrediente principale per me è la passione. È uno sport molto, diciamo, longevo perché si può praticare anche a un'età, io ho 64 anni quindi non sono più un ragazzino, ho cominciato a 20 anni, ma è uno sport bellissimo. Quello che è importante è la passione ti porta ad avere certi risultati, avere dei risultati buoni anche a un'età, diciamo, non più giovane. Quanto è importante a livello dilettantistico e agonistico le differenze? Voi fate entrambi qui in questo campo di TAV. Sì. Niente, io mi occupo della fossa olimpica, poi qui c'è anche lo skit e il percorso di caccia. Il mio compito è soltanto di selezionare comunque i tiratori per quanto riguarda la fossa olimpica e cercare di fare il meglio possibile a livello nazionale con la squadra. I ragazzi, un capitano, un selezionatore sceglie i ragazzi anche in base non solo alle capacità ma anche alla passione. Qua mi sembrano che questi atleti ce l'hanno entrambi. Allora, la passione ce l'hanno a 1000 per 1000 tutti quanti. Giustamente per selezionare devo cercare anche di vedere chi ha più attitudine, chi è più, insomma, chi al momento è più in forma. Comunque sono tutti promettenti e spero che mi mettano in difficoltà. Abbiamo raggiunto Maria Teresa Maccioni, una giovane atleta sarda doc che va alle nazionali. Maria Teresa, perché hai scelto di fare questo sport? Allora, già io con mio babbo usavo i fucili, poi un amico di mio fratello mi ha portato al campo di tiro a provare questo sport. Da un sabato ogni settimana ho continuato a praticare questo sport e sono arrivata qui. È uno sport, diciamo, particolare, con tante caratteristiche, quella più importante è la concentrazione. Sì, bisogna essere maggiormente concentrati e avere l'obiettivo di rompere quel piattello che vola. È uno sport che arriva da una passione, quindi mi ha detto che tuo padre, insomma, te l'ha un po' trasmessa. Come ti trovi anche a rappresentare la Sardegna quando vai a fare le gare? Mi trovo abbastanza bene, mi sento un po' emozionata perché ovviamente rappresentare la Sardegna è comunque un onore, dato che già siamo pochi tiratori, piano piano che cresciamo. Fondamentale in questo sport, fra le attrezzature, quello che poi è l'elemento principale per colpire il piattello. Voi producete le cartucce? Noi produciamo cartucce, sono cartucce sportive che permettono quindi lo svolgimento di questo sport. L'azienda è stata creata da mio padre, per cui abbiamo una grande tradizione di famiglia e abbiamo avuto la possibilità di consolidarci sia in Italia che nel mondo, insomma, con i nostri prodotti. Il fatto di essere qui ci accomuna comunque, ci avvicina a quello che è anche l'intenzione di questa giornata nel Memorial Marco Danese, perché le due aziende a conduzione familiare create da questi padri fondatori accomunano e portano avanti la tradizione, la passione che poi viene provata da tutti i partecipanti a questa importante gara. Quindi siamo onorati di essere qui al fianco del Memorial, essere ospitati al Memorial
Marco Danese, dove abbiamo modo appunto di supportare, affiancare e soprattutto sostenere questi giovani, i giovani e i grandi tiratori che sono qui presenti, nella pratica di uno sport che è una grande passione e invito tutti a provarlo. Presidente, in una giornata estiva, finalmente questo primo trofeo, le sensazioni? Beh, le sensazioni, si riassapora la competizione nazionale, siamo al primo trofeo Marco Danese, chiaramente gara di spessore nazionale, classificata fra le più importanti. La Sardegna risponde alla grande con tutti i tiratori, 126 iscritti a numero chiuso, ma quello che ci rende davvero molto orgogliosi è vedere tanti giovani, il settore giovanile Sardegna che cresce, e ci dà davvero tanta speranza per avere nuove soddisfazioni e medaglie a livello nazionale e internazionale. Da Presidente sono orgoglioso del lavoro che sta facendo la società e quindi tutto il direttivo e tutti i soci della Tiravolo Settimo San Pietro Cagliari, che investono davvero risorse sia umane che risorse anche di tempo, preparando ragazzi per affrontare competizioni sempre più importanti e gare di spessore internazionale. In questo ringrazio tutti, una manifestazione davvero riuscitissima e, come si suol dire, ad maiorar, avremo modo di divertirci nei prossimi anni e anche prossimamente con grandi competizioni. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Una storia che chissà quante volte te l'avranno chiesto, ma è la domanda più spontanea, quando hanno detto che potevi tornare libero, il sentimento principale, rabbia, vendetta? No, rabbia, vendetta no, per niente, non ho capito niente la verità. Dopo 33 anni, cioè, non capisci niente. No. Ci credevi quando te l'hanno detto? Ci credevo o non ci credevo, perché l'ingiustizia ormai l'ho provata a tutti i modi.
perché mi negavano sempre tutto, le richieste che facevo me le negavano sempre, e perciò rimanevo, ma con la verità ho detto adesso, prima o poi deve uscire la verità fuori. Come è uscita? Ma hanno mai trovato, adesso stanno procedendo indagini, cioè qualcuno lo avrà fatto quella cosa che hanno... Ma sicuramente penso che abbiano riaperto le indagini per scoprire i colpevoli. Solo un attento silenzio e applausi scroscianti. Questo succede ascoltando Beniamino Zuncheddu, 33 anni passati in carcere e con la pesante condanna che cita la fatidica frase «Fine della pena, mai». È incredibile quello che raccontano di lui e che lui traduce con semplici parole davanti a 180 presenti. Io ho letto quelle sentenze e mi sono reso conto che erano delle sentenze che erano state scritte in un modo che non era conforme a quello che mi era stato insegnato, e quindi mi sono messo in testa che fosse giusto farle eliminare, scomparire dal nostro ordinamento, per quello che era possibile fare. Il suo mestiere è quello di misurare le parole e di passare ai fatti, ma come può succedere? Cioè, sembra quasi impossibile, uno ci pensa, ci riflette e pensa: questa persona gli hanno rovinato la vita, questa persona esce fuori, è sereno, è tranquillo, al di fuori da ogni possibile immaginabile pensiero di reazione. Come può succedere? Perché è grave, non è un ladro di galline che fa 2 mesi di galera. È possibile perché quando ci si approccia al processo con dei criteri sbagliati, il rischio di commettere l'errore diventa sempre più grande. Nel caso di Beniamino io credo che ci fu un approccio culturale al processo sbagliato. Fondamentalmente la mia idea, l'impressione che ho io è che si pretendesse da lui una prova impossibile di innocenza, quando la prova di colpevolezza non c'era, comunque era gravemente traballante, e oggi abbiamo dimostrato che era falsa addirittura. Quindi è stato un errato approccio alla cultura del dubbio da parte dei giudici all'epoca. All'epoca c'erano dei dubbi enormi sulla affidabilità di quel testimone, e ciò nonostante si è deciso di credergli. Lo Stato cosa può fare, visto che il suo mestiere è di fare l'avvocato, cosa può fare per farsi perdonare da questo signore? Ma farsi perdonare, Beniamino ha la incredibile dote di perdonare tutto e tutti. Lo Stato dovrebbe cercare di agire il più rapidamente possibile per garantire a Beniamino dei mezzi di sostentamento degni, che gli consentano di affrontare gli anni che ha davanti con la serenità che merita di ritrovare, e quindi io spero che agisca velocemente. Alunni dell'Itisottoca e esterni, dove l'auditorium dell'istituto è ben oltre il sold out. Alessandro, hai sentito l'inizio di quello che ha detto soprattutto quello che ha detto l'avvocato, una lezione di giustizia, e soprattutto le prime espressioni di quest'uomo che ha passato 33 anni in galera e decideva che non doveva nulla a nessuno e quindi non pagava nulla. Che impressione ti ha fatto? È molto particolare come storia, molto strana, però mi ha fatto capire fino adesso un uomo che ha avuto molto carattere, molta forza dentro se stesso, ha avuto molta pazienza e soprattutto ha fatto valere se stesso, perché nonostante tutto si è battuto contro la legge italiana e ha fatto capire finalmente dopo 33 anni a tutti che lui diceva la verità, non andava a dire una bugia di fronte a dei magistrati, a degli avvocati. Sempre lui alla domanda cosa direbbe ai ragazzi presenti risponde: fate da bravi, vogliatevi bene e anche se vi capita di bisticciare non serbate rancore. Io sono Francesca Trebino e insegno lettere allo scientifico e all'informatico qui all'Otoca di Oristano. L'idea da dove? Con proprietà poi? Sì. Tu sei? Io sono Mimmi Salis e insegno diritto ed economia al biennio dell'Itisottoca. Da dove è scaturita questa? Perché? Beh, innanzitutto dalla vicenda, perché ovviamente l'abbiamo seguita un po' stile tifosi, perché abbiamo fatto proprio il tifo per loro in un processo di revisione che è stato veramente molto lungo e estenuante,
e quindi appena poi è stato pubblicato il libro, io e la mia collega l'abbiamo subito letto e abbiamo iniziato a parlarne in classe con i ragazzi. Si è presentata l'occasione e quindi siamo veramente molto emozionate e contente quest'oggi di ospitare questi ospiti qui con I noi. ragazzi si sono dimostrati interessati, insomma è un evento un po' strano. Molto interessati perché abbiamo parlato della vicenda in classe, io diciamo che ho preparato una classe prima, quindi dei ragazzi molto entusiasti. Antonio Ignazio Garau. Professione? Giornalista, traduttore, interprete, talvolta consulente tecnico, perito per procure della Repubblica, tribunali e quant'altro. A pieno merito sei entrato qui dentro. Cosa ti ha incuriosito di tutta questa cosa? Mi ha incuriosito il fatto che ancora una volta questa vicenda è strettamente collegata alla lingua storico-identitaria nostra, perché nell'ambito del processo di revisione per il signor Zuncheddu l'avvocato ha prodotto diverse consulenze tecniche che i giudici non hanno ammesso e l'unica consulenza tecnica e poi da cui è scaturita la perizia per cui sono stato incaricato che ha ammesso è stato appunto il lavoro di ascolto, trascrizione e traduzione di intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno portato dapprima nel mese di novembre del 2023 alla sospensione della pena per il signor Zuncheddu sulla scorta delle risultanze della perizia trascrittiva e poi infine il 26 gennaio alla sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Ad oggi tanti, non so se anche ripetenti di voi, nel senso presenti alle tante serate organizzate con la direzione artistica del maestro Simone oscuri che sono nominati ma che sono fondamentali per far sì che poi tutte queste eccellenze arrivino su questi palchi. In mano è casa tua. Sì, adesso te lo accenderanno dalla regia sicuramente. Se non te lo accendono è perché è in scaletta. Non accendere il microfono al maestro Simone. C'è scritto? No, ti do il mio allora. Sì, poi ci sono rotti anche i radiomicrofoni, quindi... Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Abbiamo raggiunto il maestro Simone Pittau, ci troviamo qui all'Auditorium di Cagliari, 17ª edizione del Culture Festival, un'edizione come sempre performante, ma soprattutto un ricordo di questo teatro. Sì, diciamo, è il luogo da cui tutto è partito. Ho debuttato proprio in questa sala quando avevo 4 anni di età al pianoforte, accompagnavo uno studente di tromba, quindi è veramente emozionante oggi poter realizzare gli eventi del mio festival. Maestro, noi l'abbiamo sempre accompagnata, abbiamo sempre cercato di valorizzare questa sua organizzazione di questo festival che negli anni ci ha dato tante emozioni. Partiamo da Cicoria. Chic è un caposaldo della musica, un pilastro, e qui abbiamo 2 componenti dei suoi progetti, ovvero Dave Weckl alla batteria e John Patitucci al contrabbasso, un'emozione pazzesca veramente. Il festival si è spostato anche sul sociale. La settimana scorsa avete ospitato la criminologa, la dottoressa Bruzzone, con un incontro con le scuole a San Luri, con i ragazzi contro il bullismo. La musica aiuta anche a fare questi tipi di operazioni. Sì, diciamo che
tutte le cose che facciamo sono rivolte ai giovani, quindi sono importanti anche alcuni temi sociali come appunto il bullismo, diciamo che succedono delle cose che purtroppo molte volte per paura non vengono segnalate agli stessi bambini, quindi abbiamo invitato la dottoressa Roberta Bruzzone per questo evento pazzesco che è stato a San Luri, un grande successo sia da parte dei bambini, è riuscita proprio a tenerli, a catturarli, erano tutti attentissimi nonostante avessimo bambini della quarta e quinta elementare, ma anche ginnasio, eccetera, eccetera. Quindi sala piena la mattina per i bambini, sala piena per i genitori al pomeriggio, veramente un grande successo. Stasera abbiamo visto un trio delle meraviglie, un jazz fusion, arriva dall'America, ma i componenti, alcuni di loro hanno anche estrazione italiana, che non guasta mai. Eh sì, di origine italiana, Jay Calderazzo, il pianista, e John Petitucci, è dalla Calabria, quindi grazie ai loro nonni che sono emigrati all'inizio del Novecento, quindi il sangue italiano scorre sul palco. Maestro, cosa ci dobbiamo aspettare dal Culture Festival quest'estate, che sarà caldissima, è già arrivato Scipione, cosa ci dobbiamo aspettare dal suo circuito? Beh, grandi eventi, giusto per citare alcuni nomi, i Take Six, John Locke col quintetto dagli Stati Uniti, ma anche altre cose in cantiere. Stiamo navigando a vista, però diciamo che grandi nomi e soprattutto tanti talenti sardi con diverse formazioni. La 17ª edizione del Culture Festival, voi vi esibite qui a Cagliari, il trio delle meraviglie. Sì. Io ricordo molti volti in Cagliari, la prima volta nel 1990, sì, molti anni. Io sono molto contento per suonare qui stasera con questo gruppo, amici per molti anni, incredibili musicisti, Dave Weckl e Joey Calderazzo. Che sensazioni, le emozioni che darete stasera a un jazz fusion che riesce a creare le connessioni a livello internazionale? Questa sera è un misto di acustica jazz, anche elettrico, con jazz fusion diversi, sì. Cosa le piace della Sardegna? Visto che c'è già stato, c'è oggi, ci ritornerà sicuramente, perché il maestro Simone Pittau sicuramente la coinvolgerà. Sì, io piace molto in Sardegna, ma peccato in questo giro non abbastanza tempo, no tempo per mare, niente, ma it's ok. Culture Festival, 17ª edizione, la Sardegna che fa un jazz fusion molto importante. Yeah, I'm a fusion guy now, I guess, right? Circa 15 anni addietro e quindi è molto contento di essere qui nuovamente. Onorato di far parte anche del festival. Tantissime date in Italia con questo progetto, quindi è sempre bello in ogni posto in cui sono stato. Le origini italiane la fanno sentire più a casa o più... My grandmother is from Naples. Sua madre è di Napoli e suo padre è di Reggio Calabria. Quindi... Thank you so much. Thank you. Ciao.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.